Salve a tutti e benvenuti a questa nuova puntata di Soundtrack City che sembriamo io e Massimo Privitera su due fusi orari diversi. Io in Islanda e lui alle Hawaii, vedete? Hola. Non credo che alle Hawaii dicano hola comunque. Vabbè, mi manca la coroncina, quella là tutta fiori luccicanti. Sì, Esatto. devo dire che a Milano c'è una temperatura quasi islandese, ma un sole hawaiano, quindi va bene. Invece noto che da te sei nel crepuscolo totale. Esatto, allora senti, bando alle nostre ciance, oggi siamo felicissimi perché andiamo a presentare un'intervista relativa a una colonna sonora secondo me bellissima, tanto ne parliamo poi insieme ai protagonisti, stiamo parlando di Freaks Out. Dici velocemente tre note su Freaks Out, Massimo. Allora, film straordinario, colonna sonora altrettanto straordinaria, un cast internazionale stellare per una colonna sonora che è la migliore di quest'anno. Quindi meglio di così come presentazione non potevamo farne, e tra l'altro avremo come ospiti Michele Braga, autore della colonna sonora insieme al regista Gabriele Mainetti, che però purtroppo non ci sarà, e Emanuele Bossi, orchestratore e anche musiche aggiuntive del film, e Eunice Cangianiello, che è stata la supervisione alla partitura e la copista della partitura stessa. Quindi nonché la violinista. Bravo, sei sul pezzo. Quindi parleremo di Freaks Out, via! Vai! Salve a tutti, benvenuti a Soundtrack City. Ciao Massimo Privitera. Ciao Marco Testoni, benvenuti. Insomma, di questa colonna sonora se ne è parlato tanto e allora noi siamo molto contenti di avere qui alcuni dei protagonisti di questa colonna sonora. Io inizierei da Eunice Cangianiello. Ciao Eunice. Ciao. Poi Ciao. Emanuele Bossi. Ciao Emanuele. Ciao, e Dulcis in fundo. E Dulcis in fondo abbiamo il maestro Braga. Ciao Michele. Ciao a tutti. Ciao Michele. Allora, noi abbiamo tentato anche di far venire Gabriele Mainetti, ma evidentemente ce ne ha proprio tante, no? da fare, quindi evidentemente non poteva, ma noi siamo contenti perché abbiamo appunto Michele, che è il compositore, il co-compositore di questa colonna sonora, Emanuele Bossi, che della colonna sonora si è occupato dell'orchestrazione, e Eunice Cangianiello, che tu hai supervisionato il materiale, le partiture, dico bene? Io ho fatto le partiture per Freaks Out, sarebbe... Peraltro ce le hai fatte vedere il malloppo prima. di Michele. E quello sono solo una parte praticamente. Sì. E poi ho avuto anche l'onore di registrare il violino solista. Quindi il violino che si sente sono io e sono stata molto felice di farlo perché ho avuto l'onore anche di fare questa cosa qua, quindi ringrazio Gabriele, Michele ed Emanuele che hanno avuto fiducia in me in questo, quindi sono molto felice. Quindi ho fatto partiture, supervisione e violino solista. Molto bene. Allora, senti, io vi introduco la questione mettendovi a vostro agio. Allora, io ho sentito accuratamente la colonna sonora e secondo me è dritto per dritto, lo dico, è la miglior colonna sonora di quest'anno, del 2021. Ma per tutto, io già lo dissi a Michele, ma per tutto, per la realizzazione, per la produzione, per la visione, per la composizione, per l'orchestrazione, per l'esecuzione. Quindi, e adesso che ho visto l'LP, che purtroppo non ho, lo faremo anche nella grafica e anche proprio nell'aspetto grafico, che è meraviglioso, veramente bello. Quindi allora io dunque comincerei facciamo un giro di domande, se sei d'accordo Massimo, e inizierei appunto con Michele. Allora, questa colonna sonora così ben riuscita, no? Che praticamente in sostanza
ci fa un po' tutti inorgoglire, noi che facciamo parte di questo movimento, chiamiamolo della musica applicata qui in Italia, perché è un prodotto di altissimo livello. Una cosa che domando subito a Michele: quanto è costato in termini di tempo ed elaborazione? Dunque, tanto ti ringrazio per tutti i complimenti, vi ringrazio per tutti i complimenti, sono particolarmente orgoglioso che questa colonna stia trovando un grandissimo, devo dire, grandissimo apprezzamento trasversale da parte di tutti, addetti ai lavori, gente comune, veramente tantissimo apprezzamento e ne sono veramente orgoglioso. Diciamo, l'impegno è stato, come puoi immaginare, moltissimo, perché per quanto anche per Emanuele, insomma, e ovviamente anche per Gabriele, era la prima volta che mi trovavo di fronte a un film del genere. E quando ti trovi di fronte a una situazione sconosciuta, la possibilità di sbagliare strada e dover tornare indietro, insomma, aumenta, ecco, le probabilità di farlo aumentano. E quindi ci siamo presi il tempo per cercare anche di sperimentare e di trovare per l'appunto la strada giusta. Come avete potuto vedere, chi ha visto il film in sala credo lo abbia anche potuto apprezzare, si può notare una grandissima cura sotto veramente tutti gli aspetti, diciamo, del film in generale, direi, ma per quanto riguarda la colonna sonora. E quindi mi dispiace che non ci sia Gabriele, sono contento che siano presenti anche Emanuele, che ci sia Eunice, ma anche per quanto riguarda tutte le persone che sono state coinvolte, cioè fondamentalmente i musicisti, i solisti, l'orchestra, eccetera, è stato fatto un lavoro veramente molto molto accurato in cui ognuno ha portato un pezzo di sé e del mondo musicale che rappresenta, e l'unione di queste, diciamo, arti ha dato vita a qualcosa, penso di poter dire, di abbastanza unico nel panorama italiano, proprio perché è il risultato di tanta sperimentazione, tanta passione e tanto amore che abbiamo messo in questo lavoro. Condivido. Che comunque dietro a questa colonna sonora siete stati, credo, 2 anni, giusto? No. Circa, direi, dalla prima ideazione magari un anno e mezzo, però poi è chiaro che nel momento in cui diciamo, Gabriele si è potuto concentrare di più sull'aspetto musicale, quindi abbiamo potuto cominciare anche a lavorare insieme, essendo lui produttore, sceneggiatore, avendo seguito il montaggio molto in prima persona, non è che avesse tantissimo tempo diciamo, nella prima fase di post-produzione, quindi da quando Gabriele anche si è dedicato di più, abbiamo cominciato ad approfondire maggiormente tutto il discorso musicale, che fino ad allora era stato diciamo soprattutto sperimentazione, ricerca, eccetera. Nel momento in cui abbiamo scritto il tema dei Freaks e il tema di Matilde in particolare, questa matassa che si stava un po' aggrovigliando, perché comunque il film era grande, era lungo, era impegnativo e sfidante, si è come per magia srotolata. Abbiamo trovato la chiave giusta, però questa cosa succede spesso nei film, e nei film complessi e complicati è qualcosa che è molto difficile da dipanare, cioè finché non trovi la chiave, quella sorta di passepartout che ti fa entrare veramente nel film, ti fa toccare quelle corde che ti sembrano veramente giuste, è tutta una salita. Dopodiché è un lavoro molto impegnativo, però la strada comincia ad essere in discesa, cioè cominci a vedere la discesa. E anche per questo film è stato così, ed essendo un film diciamo gigantesco sotto diversi punti di vista, è stata una salita davvero impegnativa, ecco. Sì, anche perché è un film da respiro internazionale, molto hollywoodiano, per nulla classicamente italiano, anzi se c'è la matrice, diciamo la sostanza, la passionalità,
anche il modo, anche cioè, l'interpretazione, il fatto che è parlato comunque in dialetto romanesco e altri dialetti, perché c'è poi anche il calabrese, il siciliano, altri dialetti, però comunque è un film da respiro internazionale, molto vicino alle tematiche affrontate da un Tim Burton, Prima Maniera, da un Guillermo del Toro, ma soprattutto da un De La Iglesias, che è un altro regista folle spagnolo, che a modo suo ho ritrovato molto nello stile e nella forma di questo film. Però che cos'è che dà l'italianità? È il fatto che ci sia un tema orecchiabilissimo subito, una coppia di persone anziane dietro di me fischiettavano il tema dopo averlo sentito quasi subito, perché poi parte quasi dopo la prima scena del circo, si sente ancora nella sua forma anche più ariosa, e la signora dietro stava fischiettando. Figurati che questa cosa mi ha emozionato tantissimo, perché che bello al cinema sentire qualcuno che ancora, invece di commentare, fischia il tema. Però lì ho visto molto l'italianità, cioè proprio il nostro bel paese, e tutto quello che ti dicevo anche Michele per telefono, quello che è il nostro panorama italico del classico di Carlo Rustichelli, di Piero Piccioni, di Armando Trovaioli, di Rizzo Ortolani, e ce l'ho visto molto, soprattutto Rustichelli, Carpi, in quel senso lì proprio del tema popolaresco, del tema che subito entra nelle corde emotive degli ascoltatori. Quindi questa cosa diciamo, l'avete subito un po' decisa quasi anche a tavolino per il fatto dell'italianità in sé, o è poi stata facendo, una volta che avete visto il montaggio definitivo, la forma quasi completa del film? Guarda, sicuramente è il risultato diciamo anche dei gusti miei, di Gabriele, diciamo i temi principali, e sono il risultato dei nostri gusti musicali e di quello che ci sembrava appropriato per il film. Gabriele anche ha spinto molto per avere un tema diciamo abbastanza riconoscibile per ogni personaggio. In particolare abbiamo poi optato per una timbrica diciamo di uno strumento per ogni personaggio, un tema dei Freaks che più o meno li racchiudesse tutti quanti, e un tema di Matilde, perché comunque chi ha visto il film sa che Matilde è un personaggio che ha bisogno del suo tema, mentre Franz, diciamo il villain, aveva bisogno di diciamo lui viene rappresentato da un tema originale differente, e in più tanto questo lo sanno un po' tutti, è rappresentato da queste sue visioni che ha del futuro e queste sue rielaborazioni di alcuni brani diciamo della nostra contemporaneità, che lui ascolta nei suoi viaggi nel futuro e poi ripropone a modo suo, perché avendo 12 dita lui è il più grande pianista del mondo, e quindi anche questo serviva a caratterizzare quel personaggio lì. La scelta tematica è una scelta, diciamo, per un film di questo respiro necessaria, e anche non è soltanto per omaggiare, ma anche per diciamo un certo tipo di tradizione. Ma credevamo e crediamo che fosse proprio funzionale al film il fatto di non avere un sound design che fosse predominante, e per quanto possa essere funzionale resta sempre un po' rischia di essere un po' freddo dal punto di vista emozionale. Gabriele, essendo anche il regista, si è sempre come dire, raccomandato molto di non rappresentare diciamo i Freaks un po' come i pagliacci felliniani musicalmente, quindi senza voler fare paragoni, per carità, però sicuramente ci sono degli aghi di rota nei temi principali, anche in un certo tipo di orchestrazioni, però volevamo mantenere una modernità nell'action, cioè nelle scene più action così, e una semplicità tematica che credo, insomma, quella è quella che ha permesso alla signora dietro di te di fischiettarsi il tema quasi subito. Esatto, e anche una semplicità, diciamo, un'immediatezza emozionale, diciamo così, per quanto riguarda alcune scene di Matilde, ad esempio, la scena in cui Cencio regala le lucciole a Matilde. Ci sono dei momenti cardine dal punto di vista emozionale che in cui abbiamo cercato di raccontare in maniera come dire semplice, ma mai speriamo banale.
Senti, io a proposito di questo volevo fare una domanda appunto a Emanuele. A parte che in una situazione del genere che ci siano delle atmosfere circensi è dovuto anche semplicemente al contesto, al soggetto alla e via presenza del cinema, discorrendo. certo. Ma Emanuele, volevo dire, allora ho letto che tu sei entrato un po' in corsa in questo progetto, ma mi sembra che ti ci sei adattato molto bene, e quindi d'altronde di colonne sonore tu ne hai fatte, quindi sei piuttosto navigato in questo senso. Però ecco, quello che ti chiedo è invece, proprio venendo a te, insomma, non capita spesso in Italia di trovarsi una colonna sonora dove c'è il theremin, il mandolino, la fisarmonica, il violino, gli archi, percussioni, con questa ricchezza timbrica. Deve essere stato divertente anche lavorarci su, immagino. O faticoso, sì, ma credo anche divertente. Guarda, quando ho sentito per la prima volta, allora Michele mi ha telefonato mentre stavo registrando un altro film, era più o meno estate, e in 5 o 6 parole ci siamo detti: ti va di salire a bordo? Sì. Tipo, ok, tra un'ora ti mando le cose. Così è partita. Cioè, io da che stavo registrando un film ero in pausa tra un turno e l'altro. Ho risposto a Michele perché ho visto che mi aveva richiamato, ci siamo risentiti, insomma, ho visto che mi aveva chiamato. Avevamo già lavorato insieme su un progetto passato per Rai, ci conoscevamo, ci stimavamo, ma non avevamo, poi ovviamente facciamo lo stesso mestiere, quindi è stata anche una cosa bella perché due persone che fanno lo stesso mestiere, che decidono di lavorare insieme, è sempre una cosa, come dire, non scontata. Non scontata, perché ci sono le invidie, ci sono le rivalità, tutto questo non è mai esistito neanche nella forma più minuta. C'è stato da subito un entusiasmo, e io sono andato a casa, ho fatto il download da Dropbox sia della prima parte, diciamo, del film, della parte del circo, e della prima parte, diciamo, di tutto il materiale tematico che c'era almeno fino a quel momento, e ho avuto la sensazione di entrare in una pasticceria dove c'erano tutti i mignon che volevo assaggiare. Ah, bello questo, no, però assaggiamo quest'altro, ah, forte, questo sarebbe buono. Ho cominciato ad assaggiare il materiale che c'era e a goderne come prima istanza. Ho detto: ah, finalmente una cosa dove si può scrivere musica. E questo è stato il mio primo approccio, proprio perché ero stimolato dalla compresenza di mondi apparentemente distanti, come la musica popolare e la musica sinfonica, che convivevano in una maniera così naturale. Questo ce lo siamo portato appresso fino alla fine, la verità. Vi faccio un esempio solo per spiegarvi che quanto questo è viscerale nel film. Noi abbiamo finito di registrare la colonna sonora in 9 turni, un'enormità di tempo, 9 turni da 4 ore, un'enormità di tempo, perché la colonna sonora è più di un'ora, quindi giustamente serve. Abbiamo finito di registrare, quanto, Michele? Una mezz'ora prima, no? Il regista, Gabriele, contentissimo, ma non contento ancora di tutto quello che si poteva fare, ha detto: senti, ci sono delle situazioni in cui non c'è musica. Non c'è musica, ma in realtà io vorrei che ci fossero degli effetti, qualche cosa che in qualche modo sia un sottotesto, o anche soltanto, sai, delle texture, si dice un po' nelle colonne sonore, che non sono musica, ma in qualche modo accompagnino alcuni momenti. E abbiamo cominciato, io, Gabriele e Michele, dentro l'orchestra, a dirgli: ok, allora tutti al ponticello, voi da do salite a sol inglissato, voi da mi scendete a fa diesis inglissato, tutti nel tempo di 1 minuto, quindi lentissimamente fate un effetto. Quegli effetti lì sono stati poi rimessi all'interno del film tra un pezzo e l'altro, nella visione di Franz, in quella sequenza molto lunga e bella dove Franz diciamo, vede il futuro, sì, nella seconda parte del film. Anche quello, che poteva essere tranquillamente fatto in elettronica con uno dei milioni di librerie che abbiamo pronte all'uso, no? per realizzare questa cosa, è stato concepito e realizzato reale, vero, e fatto nel film
con una cura che poteva tranquillamente essere tralasciata. Potevamo tranquillamente mettere, sai, che ci vuole? No? Voi sapete bene anche di musica elettronica, basta un campione di quelli che ci sono, insomma, già fatti, premi un tasto e c'è tutto quello che vuoi, anche troppo esiste di già fatto. In Freaks Out sono state fatte, oltre a tutto quello che avete già sentito, anche i sottotesti, anche le texture che ci sono, a volte non si sentono perché fanno parte, diciamo, dell'ambiente, dell'etere, sono fatte in questo modo qui. Quindi un plauso veramente a questi due compositori che non hanno lasciato veramente nulla al caso, nemmeno ciò che poteva essere tranquillamente fatto risparmiando, perché poi di fatto di quello si tratta, no? Ogni singola cosa è stata fatta con estrema cura e amore. Questa cosa qui mi ha proprio subito messo in predisposizione di studiare, perché io quando ho iniziato a fare questo film ho iniziato a studiare. Perché? Perché la letteratura che c'è di musica sinfonica di genere è una letteratura prettamente esterofila, americana. Io di là in libreria ho tantissime partiture stampate e leggibili di film americani, ma di film italiani, di letteratura di musica italiana, di Rota, c'è ben poco in forma orchestrale completa per poter studiare come disponeva i fiati, come disponeva gli archi, come concepiva i temi. Insomma, quando si rilegge una partitura si evincono tante cose. E la fatica è stata questa, proprio con Michele e Gabriele, quando ci vedevamo in studio per fare le orchestrazioni qui anche da me o da loro. Cioè, come essere eroici, come essere epici senza essere americani. In un film che di fatto strizza l'occhio anche in qualche aspetto all'americanità, al modo, diciamo, hollywoodiano di fare della resa scenica, perché di fatto sei su 4 freaks a cavallo che inseguono un treno, un assalto alle diligenze, cioè comunque l'epos c'è, è inutile negarlo. E mi ricordo in un particolare una scena, Michele, correggimi se sbaglio, la scena del treno, da dove parte tutta quanta una sequenza che noi abbiamo addirittura chiamato mega sequenza perché non finiva più, era una scena di 7-8 minuti, tutta completamente musicata dall'inizio alla fine. In quella scena l'abbiamo rifatta, non lo so, io mi sono portato il computer tutta l'estate al mare per poter orchestrare tutta quella scena lì, siamo tornati e l'abbiamo rifatta da capo. Cioè proprio completamente tabula rasa e rifatta perché talvolta era troppo americana, talvolta, come diceva Gabriele, spesso diciamo un po' troppo le cose, e quindi nell'orchestrazione specifica dovevamo stare attenti a sì dare un senso di fomento, di eroicità, di passionalità, ma anche di non esagerare. E c'è questo filo molto sottile che ti fa stare sul binario che poi si chiama Freaks Out, e per questo questa colonna sonora è così particolare, perché cerca di mantenere su tutte e due le parti della bilancia l'essere noi stessi e in qualche modo essere anche un pochettino qualcosa di diverso e di unico come il film in realtà è. Ecco, questo è quanto. Allora, è evidente che trapela un grande amore verso quello che avete fatto. Certamente. Io direi di sentire anche la voce di Eunice, che insomma a giudicare, ecco, di lavoro ne hai fatto tanto anche te, a giudicare da quello che abbiamo visto, della corposità della partitura. Sì, è stato faticoso? Sì, molto, e soprattutto perché mi è successa una cosa particolarissima che da quando faccio le partiture non mi è mai accaduto, o sarà stato un bug, non lo so, ma non mi è mai successo né prima né dopo, ed è una cosa che non sa nessuno. Praticamente mi è capitato che durante la registrazione, fortunatamente, di dei solisti, capitato un turno di registrazione che mi sono ritrovata in partitura le note giuste, ma il solista nell'eseguire si è ritrovato tipo 2 toni sopra, 2 toni, non so cosa sia successo, un bug, non lo so, ma quella cosa là mi ha fatto fare, mentre loro andavano a Praga, Michele questa cosa non la sa,
mentre loro andavano a Praga, io avevo già caricato tutte le cartelline per loro avevano 7, esatto. Orchestra sinfonica completa, quindi stiamo parlando tutti gli archi, che erano tipo, non so, 14 primi, 12 secondi, una roba pazzesca, legni, ottoni, c'era di tutto, mentre loro viaggiavano, io di notte sono andata a rivedere tutte le parti staccate, strumento per strumento, se quel bug era successo anche nelle parti per l'orchestra, e feci le 4:30 del mattino a ricontrollare parte per parte, e loro alle 10 del mattino hanno iniziato il turno che io ho seguito in streaming, ma è stata una cosa che veramente hai trovato già altrove anche lo stesso problema, o invece no? No, era tutto perfetto. Vedi Michele, tutto questo succedeva mentre tu, ignaro, lo sapevo, ma vuoi che Emanuele non me l'avesse detto? Sapevo era al corrente di tutto. Sì, e quindi una cosa anzi, ti ringrazio. Devo dire una cosa che Eunice ha la capacità di fare anche dal punto di vista estetico, non solo dal punto di vista funzionale, delle partiture meravigliose, di preparare delle partiture meravigliose. Va sempre tutto, devo dire, facendo le corna, ma comunque di solito va sempre tutto liscio, al di là dei bug, e c'è anche piacere per, diciamo, per gli occhi, oltre che per le orecchie, ecco, diciamo così. Sì, perché una cosa importante è anche molto bella per gli addetti ai lavori, forse io facendo la violinista, perché comunque faccio la concertista nella vita di tutti i giorni, ho la fortuna di poter mettere le arcate a tutta la sezione degli archi, che poi ovviamente c'è il primo violino di spalla che può cambiare assolutamente alla libertà, ma comunque le partiture sono fatte in modo che quando l'orchestra è abituata a suonare insieme, un'orchestra sinfonica stabile, con le arcate è buona la prima. Cioè riescono a suonare già, ma qui come facciamo? Facciamo il giù, in su, l'articolazione, che arcata, già è tutto scritto. Questo permette agli esecutori di interpretare subito ciò che il compositore vuole, perché io ovviamente ascolto i provini, faccio le partiture, che può essere, ecco, questa è la partitura della battaglia, e guardate signori, sono esattamente, questa è la seconda partitura più lunga in assoluto su scena, e siamo a 9 minuti e 36 secondi ininterrotti, che è appunto la battaglia, e tutta la sequenza unica del film di 9 minuti senza interruzioni di musica. E quando l'orchestra deve suonare questo ed è già tutto scritto, i professori d'orchestra hanno già più facilità e sanno. Se dovessero mettere le arcate su 9 minuti di brano, penso che ci vuole un turno solo per... Io ricordo che questo delle arcate è un problema che c'è stato spesso, che ha creato spesso nelle colonne sonore ritardi, turni buttati e via discorrendo. Sì, perché perdi tempo. Sì, ma poi si può proprio non interpretare ciò che il compositore vuole, perché noi con le arcate possiamo cambiare il senso delle cose, dell'articolazione e tutto quanto. Quando si va in sala di registrazione, lavorare in questo modo permette una qualità superiore, che si vede, come diceva Michele, nel tempo, perché noi registriamo molti più brani in un tempo minimo rispetto alla normalità. Io mi ricordo anche quando sono andata a registrare i soli, e il primo solo che ho registrato è stato Israel, che ha questo assolo di violino iniziale, quando lui presenta il Circo Mezza Piotta, che sono veramente, cioè non ha nessuna difficoltà tecnica, no? Perché eccolo qua, cioè non c'è niente cioè niente, nel senso che... E mi ricordo che cioè, Michele, come ha messo Michele, ma soprattutto Gabriele, me l'ha fatto rifare tipo 7, 8, 9 volte,
ma cioè, comunque di difficoltà non c'era nulla, ma qual era il discorso? È che Gabriele è estremamente accurato, qualsiasi cosa, anche un solo di violino, che già la prima era buona, ma proprio il minimo dettaglio nell'espressione, nell'interpretazione, mi parlava e diceva no, ma questo più così, e Michele che mi aiutava in questa cosa qua. Quindi l'estrema cura nei tutti i dettagli, anche quello che può essere un tema non difficile tecnicamente, ma invece da interpretare come lui lo sentiva. Bravi, bravi, bravi. Faremo un programma solo sulle arcate e Che questo... meraviglioso. Arcatamente noi lo chiameremo. Ma senti, no, io avevo una domanda per tutte e tre. Qual è per voi la pagina, il momento da un punto di vista musicale, ma poi ovviamente in rapporto alle immagini, clou, come so, il momento del climax, che voi vi siete emozionati di più, non solo nello scriverlo Michele, Gabriele, anche le musiche aggiuntive di Emanuele, che ricordiamo comunque le musiche addizionali sono di Emanuele, ma proprio il momento per voi più importante emotivamente, emozionalmente, che ancora oggi quando lo vedete, lo risentite, dite, caspita. Vabbè, ma io sono di parte, io mi sono emozionata, vabbè lo dico, ho pianto, quando, cioè, però, vabbè, io ho il conflitto di interessi ovviamente, vabbè lo dico, uno sparo nel cielo, il solo di violino, quando Cencio bacia Matilde finalmente senza la scossa elettrica, ho sentito il mio solo e mi sono emozionata tantissimo, lì ho pianto al cinema, lo dico. Lì devo dire c'è faccio una precisazione orchestrativa. L'introduzione, le prime 2 battute sono un omaggio a Ennio che purtroppo è venuto a mancare in quei giorni. L'introduzione di Gabriel Sobboe sono le prime 2 battute della scala in 3/6 che sale. Quella è un piccolo omaggio che abbiamo fatto al maestro all'interno della colonna, proprio come riferimento stilistico e anche di affetto di questo qua. Era soltanto una parentesi, visto che ha nominato quel brano. Sentiamo Michele allora. Guarda, ce ne sono diversi. Ad esempio, c'è uno dei momenti in cui sento che il film, per quanto mi riguarda, decolla e mi porta in un mondo, diciamo, altro. E dopo la visione di Franz in poi, è come se lo shuttle fosse a quel punto decollato e dici ok, fai di me quello che vuoi, Mainetti, portami in questi mondi. E sicuramente avendo una figlia ballerina, scrivere il tema di Matilde, diciamo, è quello che dal punto di vista dell'emozione mi coinvolge di più, nel senso che quando l'ho scritto di fronte a Matilde, diciamo, che si esibisce all'inizio, che si esibisce di fronte a quello che è una sorta di padre adottivo per lei, è chiaro che hai una sorta di transfer, e quindi è il momento più emozionale per me. Però è tutto il film, e soprattutto il lavoro fatto con Gabriele è stato proprio dal punto di vista, diciamo, del percorso umano e professionale, qualcosa di per me molto importante, perché mi ha fatto diciamo superare alcune ruggini compositive e diciamo interpretative diciamo, dell'audiovisivo che magari mi portavo dietro da un po', e soprattutto è stato un percorso di condivisione. Tieni presente che tu adesso vedi me, Emanuele e Unice, poi c'era Gabriele, poi abbiamo avuto Goffredo Gibellini e la Digital Records, che hanno organizzato diciamo, la trasferta a Praga, organizzato l'orchestra di Praga, diciamo, provveduto ai mix, abbiamo lavorato ai mix con loro e poco altro, se non sbaglio. Se, diciamo, non c'è un team. Se conoscete un po', e così come so che conoscete le colonne sonore, diciamo, anche di grandi blockbuster americani, sapete quanta gente ci lavora,
quanto ruolo importante hanno coloro che sono magari un po' più dietro le quinte, no? Dai producer agli assistenti, eccetera. Alla fine questa colonna era sulle spalle, diciamo, di poche persone, alcune sono qua, l'altro è il regista che aveva sulle spalle, oltre alle musiche, la produzione, il film e diverse altre cose. E è per questo che tu senti questa grande passione quando raccontiamo, no, questo film, perché è stato per tutti noi comunque un investimento emotivo, diciamo così. È stato una voglia di credere in un progetto che sapevamo sarebbe stato grande, a prescindere poi dal risultato, cioè mettendoci tutti noi stessi, sapendo che era qualcosa di unico per il panorama italiano e cercando di dare il massimo, perché comunque c'era qualcuno che ci stava dando fiducia e cercavamo anche di ripagarla, non sapendo se potessimo essere all'altezza. Diciamo che quando... E mi ricorderò sempre la proiezione che facemmo alla Fono Roma l'ultimo giorno di mix. Eravamo io e Gabriele, uno accanto all'altro, a fare il controllo audio. Dopo una lunghissima anche lavorazione di post-produzione, lunghissima lavorazione anche di mix, eccetera. E dopo averci lavorato veramente tantissimo, ci siamo fatti questa proiezione senza grandi aspettative emotive, ma semplicemente per controllare che tutto fosse ok, e ci siamo emozionati tantissimo. Alla fine del film, alla fine di questa proiezione ci siamo abbracciati e questa cosa io me la ricorderò sempre, cioè il fatto di poterti comunque emozionare dopo più di un anno, diciamo che giorno e notte pensavi a questo e ti dedicavi a questo, è qualcosa che diciamo sono quelle esperienze che ti arricchiscono prevalentemente sotto l'aspetto umano diciamo, per poter avere questo tipo di esperienze devi avere dei grandi film, così come è questo film, devi avere dei film del genere che ti portano a dare il 110%, diciamo così, non solo sotto l'aspetto tecnico e professionale, ma anche dal punto di vista emotivo, perché poi alla fine se manca quello, cioè se manca l'emozione, poi tutto il resto purtroppo non conta. È stato un investimento quasi da parte di tutti questo film, anche se questo la gente non lo sa, però il lavoro che è stato fatto, il lavoro che è stato messo in questo film è tantissimo. E non è che rispetto ai costi che può avere un film del genere, che potrebbe avere un film del genere, questo film paradossalmente, l'ho letto per fortuna anche in alcune recensioni, cioè se ne sono accorti, questo film paradossalmente è costato poco per quello che vedi sulla scena, e lo stesso vale per la colonna sonora, lo stesso identico vale per la colonna sonora, perché comunque eravamo un team ridotto all'osso e tutto questo lavoro è stato sulle nostre spalle, sulle nostre, su quelle di Gabriele e di pochi altri. Io avrei una domanda, anzi in realtà io farei una come chiusura di questa splendida intervista, farei un'esaltazione non solo del lavoro che comunque ne abbiamo discusso con 3 di coloro che hanno partecipato a questo enorme capolavoro visivo e musicale, ma io parlerei del disco, perché il disco, anche questa è una rarità. Anche perché dateci una mano per lo screen che faremo, prendete tutti il disco per favore. Infatti prendete il disco che meno chi non ce l'ha. Quindi tu Emanuele fate tipo così, fate finta di averlo, perfetto, che meraviglia. Però io ci terrei a parlare mentre Eunice lo mostra, perché c'ha poi lei ce l'ha anche personalizzato, perché c'è detto edizioni Curci, ma in realtà è Eunice Cangianiello, vedete là che c'è EC. Però questo qua è un disco meraviglioso, perché oltre a questa cosa del pop-up che è spettacolare, che io avvicino sperando che si possa vedere con i personaggi principali di questo Freaks Out che rimane nel cuore prima e anche dopo la visione soprattutto, ma ci tenevo a fai vedere Eunice anche quella che c'è uno spartito, che c'è il personaggio, aspetta che la metto al contrario, e poi Chi c'hai tu? Ma abbiamo tutti Mario, ma com'è sta cosa? Abbiamo tutti Mario, secondo me hanno stampato anche voi avete Mario? Io Mario. Ma tu l'hai avuto in omaggio o te lo sei comprato? Io in omaggio, grazie. Allora secondo me gli omaggi sono tutti Mario. Tutti Mario. Omaggio Mario. Vabbè, però
Matilde! Anch'io volevo Matilde, di cui sono innamorato perso, perché l'ho detto in una recensione, mi ha ricordato la Natalie Portman di Leon per No, bellezza. lei è di una bravura esagerata, quella ragazza. Bravissima, un capolavoro di... Ma io ci tengo, e chiudiamo, anzi ne parleremo ancora, io ci tengo a dire, visto che Michele li ha citati, citiamo dei personaggi che noi abbiamo avuto anche qui a Soundtrack City, che hanno partecipato a questa colonna sonora. E quindi ringraziando ovviamente Emanuele Bossi, che ha curato le musiche aggiuntive e le orchestrazioni straordinarie, ovviamente Michele Braga con Gabriele Mainetti, che potevamo fare anche una carrambata telefonando a Gabriele, magari avendolo in versione telefonica, ma ci terrei a dire che ci sia stata come assistente la Silvia Leonetti, che anche lei è una compositrice bravissima, che collabora con Emanuele e con Michele, però tra i solisti di questa Jazz National Symphony Orchestra, che è l'orchestra che hanno utilizzato a Praga, ma tra i solisti italiani, noi li conosciamo bene, c'è Leonice Cangianiello al violino, Simone Salsa al clarinetto, grande Simone. Poi io li citerei tutti, guarda, mi tolgo i capi perché non ci do più da tale età. Luca Pirozzi al contrabbasso, Mario Caporilli alla tromba, bravissimo. Sonia Maurer a mandolino, la fisarmonica un nostro amico Massimiliano Lazzaretti, come no, è compositore anche lui. Infatti, poi abbiamo Gianluca Littera all'armonica, che ha anche e poi abbiamo Fabrizio Guarino alla chitarra e mandoloncello, balalaica e banjo, e poi Daniele Bonaviri alla mandola. Quindi vorrei dire, ragazzi, allora, chi conosce i musicisti, i session man e gli strumentisti, i solisti nell'ambito delle colonne sonore italiane, stiamo parlando di grossi della top 5, neanche top Ermeio, come si dice, come direbbero i personaggi di Freaks Out, Ermeio che ci poteva essere in questa colonna sonora. Comunque ragazzi, splendida, veramente. Io vi ringrazio io perché Testoni non ce l'ha, quindi va bene. Vi ringrazio io a Testoni, dai, poverino. Con Mario, mi raccomando, dentro Mario. Perché Frividera raffa tutto, prende tutto lui. Guarda quanti CD c'ha là dietro. Marco c'ha solo libri, guarda te quanti ricevuti. Allora, perché lui è una persona di cultura, io sono una persona musicale, quindi niente da fare. Lui è Senti, ricordo Freaks Out è ancora al cinema per quegli amici che ancora non e dicono sì, lo devo andare a vedere, ma non l'hanno visto. Sta ancora al cinema, sta ancora là tra i primi 10, sta avendo una durata fantastica, ha vinto il biglietto d'oro come terzo incasso dell'anno, e chi vuole provare l'esperienza di vederlo al cinema lo può ancora vedere al cinema, perché ogni giorno vedo che è ancora nei primi 10, quindi e mi fa particolarmente piacere, perché sta lavorando sul passaparola. Infatti chiudiamo con questo invito al di là della colonna sonora bellissima, che peraltro io voglio dire che è bellissima anche staccata dal film, questo si deve dire, cioè io l'ascolto spesso in macchina ed è gradevolissimo all'ascolto, ripeto, anche senza immagini del film, ma comunque invece andate a vedere al cinema, cercate di ritornare, caro pubblico, nelle sale, perché è un'altra cosa l'esperienza visiva nelle sale. Un film così è proprio da vedere in sala. Esclusivamente da vedere in sala, perché è proprio da vedere e da sentire in sala, perché se la sala è ben tarata ti arriva anche una bella botta dal punto il suono di vista. è curatissimo, non solo la colonna sonora, ma anche tutta la parte di effetti, tutto. Ricordiamoci che ha vinto il Soundtrack Stars Award. Ma speriamo anche altro. E detto questo, potete fare quello che vi pare, ma resta che tanto lo sai, Marco, ci vediamo ogni volta, mi dici vedrai quest'anno c'ho buone sensazioni, non è vero, io ogni volta faccio dai Marco, non dire non è vero, perché io sono il candidato, ti ricordi? Dovevamo fare Guarda, comunque stai in buona compagnia, ci stanno tantissimi compositori che sono i candidati, rimangono ma anche grandi, anche molto più importanti di me, c'è gente che non ha mai vinto io ce n'ho uno dentro che secondo me è uno scandalo, che non è mai stato premiato. Crivelli. Lo sapevo che dicevi Crivelli. non ha mai vinto un David?
No, non è stato mai candidato, ma c'è proprio... No, è stato candidato Sì. con Vincere, che meritava capolavoro. appunto di vincere, però ragazzi credo sia un E chi No, vinse delitto, quell'anno? Chi delitto. vinse quell'anno? Chi vinse non me lo quell'anno? ricordo, Meglio non me lo non ricordo, ricordarlo. ma era in compagnia, in buona compagnia, insomma, per cui poveraccio, è stato anche sfortunato, diciamo così. No, da quel posso punto dirvi di vista. però, adesso tanto poi questa cosa diventerà pubblica, però cioè l'anomalia dei premi, no? Che Sì, sono importanti, diciamo, fino a un certo punto, ovviamente. È chiaro che fanno sempre piacere. certo. L'anno di Gigrobo, lo chiamavano Gigrobo, io e Gabriele componemmo la colonna sonora di Gigrobo nella stanzetta, quando questo ancora non era uno studio, ma io ero subaffittato a un ragazzo calabrese che viveva a Roma, e io stavo in una stanzetta di 3 metri per 2 di là, e lui qua in questa stanza che adesso vedete tutta bella rimessa a posto, c'era la sua camera da letto, e di là c'era la cucina dove cucinava la pasta con l'anduia. Ora, e quindi ci facevamo anche, diciamo, ci divertivamo anche in questo modo. E la colonna sonora di Gigrobo fu composta tutta in quella stanzetta lì, cioè prevalentemente in quella stanzetta e nella camera della casetta di Gabriele, quando abitava ancora in centro. E noi arrivammo secondi, ma di pochissimi voti sotto, se non sbaglio, Lang, che vinse col film di Sorrentino, ma di pochissimo, cioè mi ricordo di pochissimi voti. E arrivammo in classifica sopra a, così, qualche musicista, vi faccio qualche nome: Ennio Morricone, Alexandre Desplat. Ok, Sì. ora ditemi voi se questa cosa non è razionale, no? Cioè, o solo a me mi sembra incredibile. Diciamo, No, i premi vanno presi, diciamo, per quello che sono, con le molle, quindi no, siccome da questo punto di vista mi ricollego a quello che dicevi su Crivelli, insomma, lui comunque è un grande compositore, non credo che se ne avrà particolarmente male, insomma. Ma guarda, no, non lo so, questo qui non lo so, perché mi sembra che sia una persona che viva la vita con filosofia, sì. per cui non credo, però ripeto, resta, è un po' come il rammarico di Morricone, che Mission non è stato premiato, non ha vinto l'Oscar, Beh, lì compagnia però bella. Lì è stato pesante. lì è stato scandaloso. Lì è stato pesante. E lì si capì quanto valore avessero Stava effettivamente facendo una gli risata. Oscar. Cioè, nel senso, è vero, i premi non bisogna prenderli molto seriamente, però poi alla fine certe cose stridono. Ma comunque non volevo finire questa puntata così, e invece finisco la puntata dicendovi facendo che le corna. è una grandissima colonna sonora e punto. Direi di lasciare Il vinile si può acquistare, credo, nei negozi, lui fa il in commerciante. tutti. No, perché ci tengo, perché comunque la Curci ha pubblicato un doppio vinile, è un bellissimo progetto, credo che il progetto grafico lo abbia curato Federico Mauro di Vertigo, è bellissimo. All'interno c'è lo spartito autografato. Se questa colonna la sentono più persone possibili, io sono solo che felice, perché, come dicevi te, è qualcosa che vive dentro il film e anche al di fuori del film, e sarò sempre grato a tutte le persone che ci hanno collaborato, a Emanuele, a Eunice, a tutti quelli che hanno collaborato, quindi è qualcosa che mi porterò dentro per sempre, quindi vi ringrazio anche di averci dato questo spazio. Veramente vi auguro il meglio, auguro soprattutto il meglio a questo film, che possa continuare a stare nelle sale e essere visto. Ciao a tutti. Grazie mille. Grazie, Ciao. ragazzi. Ciao. Ciao. Ciao.